Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, oggi che è giovedì 25 marzo, vaccinazioni a tutto spiano. Andiamo subito a vedere il titolone principale del Corriere delle Alpi in prima pagina. Coronavirus, vaccinazioni in azienda anche per la popolazione. Ascoltate un po', da Luxottica a Derigo, grandi realtà bellunesi si preparano ad organizzare l'immunizzazione, latte busche, apripista, virgolette, non solo dipendenti, pronti ad ospitare anche famiglie e concittadini. Questo sì, è il portato, insomma, della maggiore disponibilità di vaccino e si prospetta appunto un utilizzo anche delle fabbriche, delle grandi aziende come sede per le vaccinazioni di massa, insomma, potremmo dire. L'articolo è frutto di un approfondimento di Francesco Dalmas, che firma anche il lancio in prima pagina, che dice questo: corsa al vaccino anche nelle fabbriche, le aziende bellunesi sono disponibili, da Luxottica, Lattebuschi, Aderigo ed altre. Sono decine e decine gli imprenditori che hanno avanzato manifestazioni di interesse, ammette il direttore di Confindustria Dolomiti Andrea Ferrazzi. Ora si spera che a livello nazionale si definisca una cornice di modalità e protocolli da seguire. Ecco, questo è uno sguardo di prospettiva, no? Immaginando che i vaccini, come ci dicono, come ci viene detto, ogni giorno praticamente nei prossimi mesi possono raggiungere delle disponibilità numeriche molto elevate. Diciamo subito che questo implica un problema generale di cui dobbiamo tener conto, di cui sono molto preoccupati i medici. Noi siamo in contatto con l'Ordine dei Medici di Belluno, che già nei giorni scorsi ci ha fatto presente che non è pensabile immaginare una vaccinazione di massa della popolazione senza la presenza, senza il controllo dei medici, a nostra garanzia, a garanzia dei cittadini, a garanzia dei vaccinati. Addirittura i dubbi sono sul fatto che sia opportuno fare la vaccinazione in farmacia senza presenza di un medico. Perché? Vogliamo spiegarlo in due parole. Il vaccino è sicuro, l'abbiamo detto mille volte, ma come tutti i vaccini può generare una reazione allergica. Sono pochissimissimi casi, scusatemi questo superlativo che ho usato, però può succedere. Succede anche col vaccino dell'influenza, succede con tutti i vaccini. Se succede la reazione allergica, è come quando uno scopre di essere allergico alle punture d'insetto, può avere uno shock. La metto sul semplice. In presenza di una situazione di shock, è logico che bisogna che ci sia un medico in grado di dare il farmaco giusto per superare quello shock. Non c'è niente di stranissimo, ma insomma bisogna saper reagire ed agire in modo adeguato. Per questo, quando ci vacciniamo, ma ripeto, succede per tutti i vaccini, ci chiedono di stare un quarto d'ora lì vicino dopo la puntura. Perché? Perché se c'è uno shock allergico, questo si manifesta sostanzialmente subito e quindi subito il medico può intervenire. Se dopo un quarto d'ora non è successo niente, benissimo, siamo protetti, non c'è il problema di un'allergia. Per quello ci chiedono sempre, anche nell'anamnesi c'è scritto se abbiamo mai avuto vaccinazioni con reazioni avverse in passato, perché si vuole sapere se siamo portati verso una manifestazione allergica. Ecco, capite che se si andasse nella direzione delle vaccinazioni in azienda, bisognerà porsi questo problema, bisognerà porsi il problema della presenza di medici, ma i medici sono pochi, sono impegnatissimi in ospedale, sono impegnatissimi comunque presso i gazebo per le vaccinazioni. Questo è il punto che io personalmente vedo difficile. Bisogna però essere sicuri che ci siano dei medici disponibili ad essere lì dove si vaccina, per semmai saper gestire in modo adeguato e professionale gli eventuali effetti collaterali immediati del vaccino, che come sappiamo sono rarissimi, però possono succedere. Allora, la campagna, dunque no, vi dicevo che l'articolo poi di Dalmas è a pagina 8 e scorrendo il Corriere lo troveremo. Altri titoli sul
sul coronavirus, che adesso vuol dire sul vaccino sostanzialmente. Il titolo vi leggo sempre in questa prima pagina: la campagna, regione, prove di chiamata diretta per età, il test viene compiuto nella terra di Luca Zaia, cioè in provincia di Treviso. I nati nel 1936 potranno vaccinarsi domenica in provincia di Treviso senza prenotare, poi si replicherà altrove, quindi con una semplificazione rispetto al metodo adottato fin qui. Belluno e Ponte, scuole aperte e DAD spenta, 3 giorni di iniziative e di manifestazioni per spingere sulla riapertura della scuola da domani e domenica, tutti in piazza. Non so se è una buona idea, come già dicevamo ieri quando c'erano stati i primi titoli su questo argomento. Il dossier bassi profitti e spese a debito, i punti critici del piano ACC. Passiamo all'industria e passiamo alla vicenda infinita. Credevamo di poter metterci non so, un punto e un voltapagina, insomma, dopo le notizie arrivate da Roma sul sostegno economico da parte del governo, però purtroppo la situazione non è ancora chiara. Per il 2025 si stima un margine operativo lordo di 9 milioni di euro e le banche chiedono la garanzia di Stato, che però dovrebbe esserci da quello che si è capito. Quindi insomma la situazione è ancora delicata, è ancora tutta da seguire. Belluno, costi e ritardi, le occhialerie fanno i conti con la Brexit. Pensate un po', piccole e medie imprese bellunesi sono le più penalizzate, dice l'articolo, dice il lancio di Irene Aliprandi. L'opportunità di aprire dogane interne agli stabilimenti, questa è un'altra soluzione, bisogna sempre inventarsi le cose nuove a seconda degli eventi, no? Questa è la resilienza, no? Si dice. Feltre, cibo freddo e pizza in sapore, asilo e primaria cambiano ditta, anche di questo abbiamo già detto ieri. Dopo una serie di segnalazioni negative l'appalto è stato revocato, l'azienda lascia anche alcune attrezzature. L'articolo è a pagina 26 e riguarda Feltre, la foto di una farfalla, censimento farfalle, il parco delle Dolomiti a caccia di volontari. Poi vi racconto del taglio basso di oggi del Corriere, che riporta 1, 2, 3, 4, 5, 6 terzine della commedia di Dante. 25 marzo il Dante dice il testo, il titolo: nel mezzo del cammin di nostra vita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. E questa è la citazione dal canto primo dell'Inferno: amor canullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Questi sono versi stupendi, incredibile che Dante abbia saputo creare questi versi. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li usiamo anche come proverbi i versi di Dante. Ai, serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Era una commedia, la Divina Commedia, capace di toni da commedia, se volete, ma fortissimi, come leggiamo qui. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. La gloria di colui che tutto muove. Paradiso, canto primo. Che dentro agli occhi suoi ardeva un riso, tal ch'io pensai coi miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Quanta bellezza. Allora, torniamo alla realtà, torniamo a un titolo molto più prosaico. Dopo la poesia di Dante: dai muli alle bike, le truppe alpine salgono in sella. La fotografia di prima pagina, ve la racconto amici della radio, è proprio questa: l'esercito sposa la linea verde, userà le e-bike nei sentieri di montagna. La sperimentazione inizierà in Alto Adige, presto arriverà sulle nostre montagne. Articolo a firma di De Rosa, con un militare in sella ad una e-bike e gli sci caricati nello zaino. Allora, sfogliamo velocemente queste prime pagine del Corriere delle Alpi, andiamo avanti e cerchiamo le notizie che ci interessano di più, che sono più vicine a noi. Poi per quelle generali, come sempre, vi lasciamo guardare i giornali nazionali,
telegiornali. Ecco, lo scopo di questa rassegna è proprio quella di portarvi le cose che più sono vicine a noi. È Europa, ma è vicino a noi la vicenda dei vaccini e soprattutto di AstraZeneca, dell'azienda che li produce, che ha mancato le promesse sul numero di consegne. Tradita la fiducia dell'Europa, ora si rischia la guerra legale, è il titolone con la foto della presidente Ursula von der Leyen. Allora, caos vaccini, Draghi striglia i governatori perché non sono state attuate politiche né efficaci né probabilmente eque e lungimiranti. Come sapete, tra le regioni più nel mirino c'è la Lombardia per tutto quello che sta succedendo, per la disorganizzazione incredibile che da un anno a questa parte la regione più grande, più importante d'Italia dimostra. Campagna vaccinale, Zaia alza il tiro, primo test di chiamata diretta per età, come dicevamo prima, domenica l'esperimento nella Marca, il richiamo di Draghi alle regioni. Non polemizzo, ma troppe incertezze da Roma, riassume il titolo. Quindi Zaia replica al governo con questa parola e sinceramente non ha neanche tutti i torti, perché ne abbiamo viste di tutti i colori, non solo nella politica vaccinale, ma pensiamo anche nel campo della scuola. Andando avanti con i titoli del Corriere delle Alpi, vaccinatori, molte rinunce, l'arruolamento non decolla, le agenzie devono assumere 200 operatori ma non si va oltre i 100 contatti stabili. Vaccini sul lavoro, le aziende sono pronte, porte aperte anche alla popolazione, l'attebus che fa da apripista, siamo a disposizione dell'ULS, De Rigo, per chi viaggia è una priorità, quindi le aziende hanno bisogno di vaccini, hanno bisogno di vaccinare i dipendenti e una volta costruite le strutture per la vaccinazione dei dipendenti, la Tebus che dice siamo pronti anche in quelle strutture ad ospitare la popolazione. Questo è chiaramente uno scenario che non arriverà subito, perché è ovvio ed è giusto che prima vengano vaccinate le fasce deboli della popolazione, non la popolazione generale. Questo tipo di approccio invece è immaginato per quando ci saranno i vaccini, probabilmente quest'estate, vaccini per tutti potremmo accedere a qualunque età, voglio dire, alla possibilità di fare il vaccino, e quindi sarà possibile anche estendere i luoghi con quella cautela che vi dicevo prima, cioè che serve comunque un medico per decidere se il vaccino va fatto, anche per la lettura dell'anamnesi, per capire dall'anamnesi se una persona è a rischio o meno e sia necessario evitare di somministrare a quella persona il vaccino. Ecco, dicevamo delle fasce d'età. Ieri c'era un articolo interessante sul Corriere della Sera online che ho letto e di cui vi riassumo velocissimo il contenuto. Si diceva che il 20% della nostra popolazione italiana è rappresentata dagli anziani tra i 70 e gli 80 anni, 20% della popolazione italiana. Bene, in questo 20% della popolazione, forse è dai 70 in su, comunque stiamo parlando della fascia dai 70 in su. In questo 20% della popolazione italiana si è registrato il 90% dei morti. Okay? Cioè il 90% dei morti da coronavirus sono persone dai 70 anni in su. Ora, con gli 80 le vaccinazioni sono andate avanti molto bene. In provincia di Belluno abbiamo praticamente metà della popolazione sopra gli 80 anni che ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino. Cominciano già ad avere i primi segni di una immunità più leggera, c'è chi ha fatto anche il secondo. La fascia quasi totalmente scoperta, che si è appena adesso iniziato a vaccinare nei punti vaccinali vari della provincia, è proprio quella 70-80 e ripeto, i numeri ci dicono che è la fascia più delicata dal punto di vista del rischio, insieme agli ottantenni e sopra, di morte in caso di contagio da coronavirus, per cui è importantissimo che adesso si proceda con quella fascia. Capite bene che l'ipotesi di vaccinare a tappeto gli operai delle aziende non può che venire dopo. Prima deve per forza essere dato il vaccino alla fascia di età che più rischia la vita se arriva il contagio. Allora, un decesso in ospedale, purtroppo un'altra persona morta, una al giorno, due al giorno, abbiamo questa goccia continua che continua ad alzare il numero dei morti. Sapete quanti sono in provincia di Belluno? Abbiamo superato dall'inizio della pandemia i 600 morti in provincia di Belluno. 600 morti è un numero altissimo per il nostro territorio. 92 nuovi positivi ieri, numero altino, vedremo dopo le stime sull'incidenza, ma
Ho paura che il piccolo rimbalzo registrato ieri oggi verrà confermato. Non so se riusciremo a continuare quel trend al ribasso che era durato da una settimana, chissà perché. Chiamata a Cavarzano per 1070enni, eccoli qua, eccoli qua. Come vi dicevo, ci sono state chiamate in Comerico, c'è stato l'altro ieri la chiamata a Feltre, 500 vaccini a disposizione, andati bruciati in un attimo, in 3 ore 500 vaccini è tantissimo. Poi c'è stata la chiamata ad Agordo, ecco adesso si arriva a Cavarzano, quindi a Belluno, nella medicina di gruppo dell'importante grossa frazione bellunese. E poi le manifestazioni sulla scuola a pagina 9, la scuola è un diritto, 3 giorni di manifestazione, e chi dice di no? Chi dice che non è un diritto? Tra Letta e Conte il patto degli ex PD, Israele Netanyahu vince ma non ha la maggioranza, Marta si risveglia e parla con i genitori, la mamma ora possiamo sperare, questa è la vicenda di quella ragazza di Mogliano che stava facendo jogging e che incredibilmente è stata aggredita e colpita con una decina di pugnalate, di coltellate. ANAS in corso opere per 2,9 miliardi, Zaia vuole la holding, il presidente rilancia il progetto di CAV per le autostrade, Elisa De Berti, vicepresidente, nuovo contratto con più investimenti. Ora, questa prospettiva di riaccentramento delle strade nelle mani dell'ANAS un po' spaventa in provincia di Belluno, dove il passaggio a Veneto Strade sezione di Belluno in questi anni ha senz'altro determinato un miglioramento rispetto a come eravamo messi in passato. La memoria nostra è breve, forse ci si dimentica che negli ultimi anni, prima della creazione di Veneto Strade nella sezione di Belluno, la provincia di Belluno aveva delle situazioni critiche estremamente delicate. Per esempio, in Agordino non era ancora stata realizzata la galleria di Listolade, sulla strada tendevano a cadere le frane e ANAS molto burocraticamente ogni volta che c'era un sasso chiudeva la strada, c'era l'isolamento, era frequentissimo che la Gordina venisse chiusa per i sassi in quel tratto di strada, la strada dei sassi la chiamavano, no? In regione. Bene, con la creazione di Veneto Strade era stata introdotta la prassi della guardiania a vista, persone, certo costa tantissimo, uno sforzo continuo per avere persone lì a guardare il versante della frana, però per esempio era stato quello un approccio molto più pragmatico che aveva consentito di limitare le chiusure della strada. Ecco, restano in mente questi ricordi di quando l'ANAS in provincia di Belluno non dimostrava questa efficienza che invece Veneto Strade aveva saputo mettere in campo con molta più concretezza. Basta parole sulla CC, pagina 15, il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ci convochi, le banche non rispondono ad Inca, il ministro che aveva fatto l'appello, la Fioma all'attacco, in caso di taglio degli stipendi sapremo di chi sono le colpe. Bassi profitti, investimenti a debito, i punti più critici del piano Italcomp. Non abbiamo tempo di leggere questo approfondimento che però è importante perché spiega quali sarebbero le prospettive aziendali per la CC e quali sono però i punti critici che vanno a toccare anche gli aspetti economici, meramente economici, insomma, e che sono quelli che insospettiscono le banche per cui non si fidano a investire in ACC. Noi andiamo avanti e raggiungiamo la prima pagina di Belluno, viabilità ad ANAS dal 1 aprile, virgolette, la gestione resti a Veneto Strade, l'avevamo appena detto, no? Fontana della FILT, CGL, sollecita la provincia di Belluno a stipulare patti di tutela. Sommavilla a rischio lo stop ai canoni di accesso. Sono questioni implicate da questa ipotesi che piace a Zaia, ma come vi dicevo in provincia di Belluno non è accolta in modo così favorevole. De Berti striglia sull'Alemagna sotto con i cantieri in vista delle Olimpiadi del 2026. Questo è un tema emerso ieri perché a Vittorio Veneto, sempre statale di Alemagna, all'inizio dell'Alemagna, che poi procede verso nord, verso la nostra provincia, è stata inaugurata una delle opere previste in questo riassetto della statale 51 con una galleria, lì sì l'hanno fatta a Vittorio Veneto, qui ancora non se ne sono viste, una galleria a Vittorio Veneto che consente di bypassare praticamente il centro storico delicato e bellissimo di questa città così bella, così vicina a noi appena scendiamo dal Fadalto. Allora, vi dicevo del lancio in prima sulla Brexit che frena il nostro export, penalizzate le occhialerie che hanno filiali cinesi. C'è la notizia del questionario consultivo per iscriversi
iscritti e simpatizzanti del PD, la novità voluta dal nuovo segretario. Andiamo avanti velocissimi. C'è tutto un inserto su Pasqua e ricette per Pasqua, vi avviso, sul Corriere delle Alpi di oggi, ma veramente lungo, sono pagine e pagine come state vedendo voi che ci seguite sui canali social dell'amico. Per arrivare, se mai ci arriviamo di nuovo alle notizie, eccoci qui. Belluno, sconti per i turisti in negozi e servizi, presto sarà pronta una nuova card. Apre il negozio in pandemia e promuove l'artigianato. Carlotta ha il suo piano B, che è il negozio che ha questo nome. Quando si apre qualcosa è sempre una buona notizia, un negozio nella nostra città che rischia la desertificazione commerciale. L'attesa è finita, tra l'altro in centro storico oggi riapre la EO in Piazza dei Martiri. Anche questa è una notizia molto attesa per i cittadini del centro cittadino. Farfalle in provincia 130 specie, il parco in cerca di catalogatori, siamo a pagina 23 sempre del Corriere delle Alpi. Viaggia in treno da Milano e va al bar con una motosega. Comediano litiga con il titolare, la polizia trova nello zaino anche coltello e forbici. A 5 anni dai fatti l'imputato se la cava perché la contravvenzione è prescritta. Feltre, stop al cemento, sia recuperi, dettata la linea per l'edilizia in città, parte la fase pubblica operativa del piano degli interventi. L'assessore Visalli, attenzione al risparmio energetico. Il cibo della mensa non piace, abbiamo visto ieri. Morte improvvisa in ospedale, 3 medici vanno verso il processo. Omicidio colposo a Feltre, all'ospedale di Feltre, a Santa Maria del Prato. Qui vi lascio approfondire se siete interessati a questo caso. Andando avanti, ciclabile avanti tutta, pronti per l'estate. Parliamo di Soverzene, dove la ciclabile aveva subito danni dopo Vaia. Il sindaco annuncia la fine del collegamento con Longarone, a luglio via i lavori per la scogliera sul Piave verso Ponte. Quella ciclabile è meravigliosa, quella zona l'ho percorsa, l'ho fatta, merita veramente di essere messa a posto. È un collegamento che non ci si aspetta sul lato tranquillo, diciamo, del Piave in direzione di Longarone, quindi poi verso il Cadore, con gli altri tratti di ciclabile già realizzati. Viabilità Taibon, rotatorie, ok, bocciata invece a Cencenighe. Questo mi sento di dire che è un peccato, perché il problema dell'incrocio della strada che va o in Alto Gordino o verso Falcade a Cencenighe è un nodo del traffico della provincia di Belluno, senz'altro. Cortina, incontro comune, regole per il master plan olimpico. Si va avanti, si guarda al 2026, tempo ce n'è poco. Sul piatto c'è il futuro sviluppo della conca ampezzana in previsione dei giochi. Il sindaco Chedira: vogliamo coinvolgere più interlocutori possibili. Il camion di rifiuti è lì da mesi, rilascia sostanze pericolose. Si parla di Valle di Cadore, i casi locali, diciamo, delle nostre cronache, fino ad arrivare allo sport. Straordinaria Giorik Sedico, capolista, rimontata e battuta. Gazzettino, prima pagina, il Veneto verso l'arancione, domani la decisione sulla promozione. Zaia: non è improbabile e non chiuderò le scuole. Il nuovo decreto, la stretta fino al 3 maggio, nessuna zona gialla, ma il governo è diviso. Vi leggo il lancio e poi vi mostro la fotografia di prima pagina del Gazzettino. Da lunedì santo, arancioni, non è improbabile, dice il presidente della regione Luca Zaia, ventilando il possibile verdetto della cabina di regia atteso per domani. Se il Veneto tornerà arancione, io non farò ordinanze per chiudere le scuole, neanche se alla fine fossero solo 3 giorni. Intanto il nuovo decreto divide il governo, l'ipotesi è quella di una stretta fino al 3 maggio con zone gialle sospese. CTS, Speranza, PD, Movimento 5 Stelle spingono per il rigore, mentre Salvini e mezza Forza Italia vogliono le riaperture. Draghi preoccupato per la stanchezza degli italiani. Allora, vi dicevo della foto di prima pagina del Gazzettino, è una foto che viene da Mestre. C'è un gattone nero, il titolo è questo: le 7 vite di Morfeo, guarito dal Covid. Morfeo, contagiato dai suoi proprietari, si è ammalato di polmonite bilaterale, ma è guarito. Vabbè, ci scherziamo sopra. Purtroppo, insomma, questo è quello della polmonite bilaterale, è una delle
conseguenze più gravi che il coronavirus può produrre, e sappiamo di molte persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, altri invece per fortuna sono riusciti ad uscirne. Ecco, Veneto verso l'arancione, Zaia no alle scuole chiuse la prossima settimana, quindi potrebbe essere che la settimana prossima ci sia la riapertura di qualcosa. Noi andiamo veloci però a vedere, perché ho pochissimo tempo a disposizione. Volevo mostrarvi la prima di Belluno, che cosa c'è in prima pagina di Belluno, e ci siamo. Eccoci qua, perdonate ancora, devo saltare le lettere del Gazzettino. Eccoci qua, Belluno RSA, ultima chiamata per i Novax. Oggi, ultima possibilità di vaccinarsi per gli operatori sanitari scettici, poi rischiano l'aspettativa non retribuita. Santin dell'Asca, quindi parliamo della grande struttura, della rete di strutture del Lagordino, mancate adesioni scese dal 10 al 2%, sì che restano solo 2% di persone da vaccinare. Zaia, potevo giustificarli all'inizio, ma adesso non più, e non ha torto, perché all'inizio ci potevano essere dei dubbi sui vaccini, poi li abbiamo visti iniettare a milioni di persone nel mondo, e possiamo dire veramente, per aver provato, che si tratta di farmaci sicuri. La scuola, anche una preside sabato in piazza contro la DAD, c'è il lancio di Pio Levanzan sulla vicenda dei Novax nelle case di riposo, ACC 300 stipendi ancora in bilico, mancano 6 giorni, l'altra crisi Idel Standard con il fiato sospeso fino al 30 marzo, la fotografia di prima pagina, canale d'Agordo, tra acquasantiere e vecchie foto, il titolo Sacro e profano, la casa museo di Antonietta. La curiosità è stata la molla che ha spinto Antonietta da Rif, dice il Rancio, 78 anni, il lancio a raccogliere e conservare vecchie foto, pezzi di antiquariato, servizi da tè, acquasantiere e altre testimonianze del passato che hanno fatto della sua casa una sorta di finestra sulla storia del paese, uno zoom così particolare sulla vicenda di questa persona. Cortina ha scelto tra 720 il nuovo sacrestano al lavoro per la settimana santa, rivoluzione urbanistica a Feltre, rinasce il centro storico, abbiamo detto, con molta attenzione alla tutela dell'ambiente. Pedavena, ventenne schiacciato, Gabriel migliora, parliamo dell'incidente capitato l'altro ieri se non sbaglio. Belluno tra 7 giorni all'ANAS, 370 km di strade. Faccio in tempo a leggervi questo lancio a firma di Giovanni Santin. E poi ci salutiamo. Fra una settimana la provincia restituirà allo Stato buona parte della rete viaria, oggetto di un precedente trasferimento. E così all'ANAS arriveranno i Passi Dolomitici, la strada della Val di Zoldo, la Gordina, la Feltrina, la Sinistra Piave. Insomma, le principali tratte bellunesi saranno ANAS, visto che lo sono già la Lemagna, la Carnica, la Statale 50, un passaggio sul quale la Filt CGIL nutre parecchi timori. È un ritorno indietro. Vi ricordate che queste strade, che sono state poi chiamate strada regionale 203, la Gordina per fare un esempio, prima era strada statale, la 48 delle Dolomiti era una strada statale, si torna alle strade statali. Questo perché? Perché la regione non ha la possibilità di finanziare adeguatamente Veneto Strade per la gestione di tutto questo immenso bene, e quindi si pensa a questo tipo di soluzione. Ricordiamo in chiusura che questo tema era stato un tema molto importante ormai 20 anni fa, 15 anni fa, quando si parlava di costruzione dell'autonomia della provincia di Belluno, e Sergio Reolon, presidente della provincia, aveva insistito proprio per la creazione di questo scampolo primo di autonomia per le strade bellunesi, che in qualche modo rappresentava questa sezione di Belluno di Veneto Strade un po' una bandiera di questo processo verso l'autonomia, verso una maggiore autonomia della provincia di Belluno, e qui finisce così. Va bene, invece noi guardiamo comunque fuori al bel tempo, che anche oggi ci regala una giornata di sole, come abbiamo già detto ieri. Mi raccomando, se possibile cerchiamo di vedere il sole fuori, ma di portarlo anche dentro di noi. Con speranza guardiamo al futuro e con responsabilità. Ciao a tutti, buona giornata.